Amici bellini, con l'ufficialità del rinnovo di contratto di Politano che avevamo anticipato ieri, ma volevo darvi qualcosina in più. Dovremmo andare nel profondo degli stipendi del Napoli per capire qual è la strategia, perché si è scelta questa soluzione qui. Però le notizie sugli stipendi sono sempre un po' discordanti. Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Francesco Maria Caridei e a tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo sul canale. Benvenuti, io sono Valerio Fluido, potete iscrivervi al canale che è gratuito, come sono gratuiti i like che significano apprezzamento nei confronti di un lavoro di ricerca che non sempre toglie tutti i dubbi, anzi a volte ne mette degli altri. Noi cerchiamo di scavare, cerchiamo di confrontare le varie fonti e le varie notizie per cercare di arrivare a una sorta di verità. Se uniamo i puntini qualcosa la capiamo, però onestamente non tutto, perché ci sono delle scelte, delle strategie che non convincono, oppure non me le spiego, e qualcuno magari a cena a Palazzo Petrucci avrebbe potuto spiegarle queste cose, e invece non parlò d'estate, non ha parlato adesso dopo il mercato invernale, e aspettiamo, perché l'unico che parla è l'agente di Politano, cioè Giuffredi, cioè Giuffrida, cioè il vero proprietario del Napoli, che fa e disfa. Ultimamente ci ha fatto sapere: no, ma credo che Conte non viene. Giuseppe bisogna Giuffrida, onestamente. E poi ci parla di Gaetano, adesso si parla di Cagliari, di Granada e tutta una serie di cose, ma vi ho spiegato che se togli Gaetano non puoi mettere nessuno al posto suo che non sia del vivaio Napoli, altrimenti siamo punto e da capo. Mi dispiace ripetermi, ma quando anticipiamo le cose per i nuovi, ripetiamo le cose che sono adesso sulla bocca di tutti, cioè le liste, e con l'inserimento dei nuovi deve uscire qualcuno. Si parla ovviamente sempre di Dem, e andiamo a vedere anche cosa significa a livello di stipendi. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo e vediamo un po' di cose. Il monte ingaggio del Napoli, Politano ha rinnovato, quindi questa pagina è stata aggiornata 20 ore fa, quindi dovrebbe essere aggiornata. Parliamo di DAZN, che è il massimo esponente, che è quello che dovrebbe parlarci del calcio con aggiornamenti seri, e quindi possiamo andare a vedere la situazione. Osimhen il più pagato, chiaramente. Qualcuno dice sempre che questi 10 milioni li comincia a prendere a giugno, quindi praticamente il Napoli non glieli dà mai, perché se a giugno poi deve arrivare l'offerta, perché questa situazione qua, signori, che vediamo non è sostenibile né dal Napoli né dallo spogliatoio né dagli altri procuratori, perché uno che prende 10 e poi il secondo, in questo momento è Zielinski, ma anche lui in fase di partenza prende 3,5, già c'è un dislivello inaccettabile, e quindi diventerebbe Politano a 3 milioni e 2, quindi con un aumento importante, perché Politano ne prendeva 2 qualcosa, un aumento serio di contratto che si è meritato anche magari per l'inizio di stagione, dove stava mantenendo la carretta insieme a pochi altri. Va bene, però devi sicuramente aggiornare tutti gli altri, perché se Politano se l'è meritato quest'anno, dove stanno andando tutti un po' così, allora non se l'era meritato l'anno scorso, mi sembra evidente. Ma è chiaro che certi procuratori fanno la differenza, e De Laurentiis ha più piacere a trattare e a premiare alcuni rispetto ad altri. Però quando vi faccio vedere questi numeri, attenzione, prendeteli sempre con il filo del rasoio, con il granello di sale, prendeteli sempre con il beneficio dell'inventario o del dubbio. Perché? Perché quando andiamo a scorrere, leggiamo, vediamo Lobotka 2, cioè io devo vedere Lobotka 2 milioni, Politano 3,2, senza nemmeno andare a scomodare Kvara, che qua porta 1,5. Va bene, ma anche Gaetano 0,1 è una roba che non si può accettare, ma va bene, perché qua secondo me capiamo, hai capito le cose. Tu, se mi fai il rinnovo a Politano, io non ti scomodo Di Lorenzo. Se mi fai il rinnovo anche a Mario Rui, Di Lorenzo, Gaetano te lo faccio pagare 0,1. Vedete quali sono poi le dinamiche che probabilmente portano a delle cose. Sono scambi di favori, adesso tu vai a dire queste cose in TV, perché ti chiamano sempre, insomma le dinamiche sono queste.
Poi c'è un errore che è una fake news molto molto grave, perché Di Lorenzo ha rinnovato, lo sappiamo, Raspadori, Politano, Marirui lo sappiamo, Alex Meret e Lobotka sono gli unici giocatori a scadenza del Napoli, i contratti termineranno a giugno 2024, falso, perché su Meret lo sappiamo che termina il 24 e il Napoli ha l'opzione unilaterale per il 2025, ma che Lobotka fosse a scadenza di contratto non l'ho mai sentita, tant'è vero che se andiamo a vedere su altre cose io mi fido leggermente di più di Calcio e Finanza quando si tratta di queste cose. È difficile che sbagliano sulle cifre, però su Calcio e Finanza questo articolo non è aggiornato con il nuovo stipendio di Osi e quindi possiamo semplicemente confrontare lo stipendio che era di Politano di 2,2 netti, 4 milioni lordi, e quindi dobbiamo sempre fare un confronto importante. Vedete qua per esempio dov'è Gaetano? Non c'è, sono tutte incomplete queste liste. Qua Kvara lo porta 1 milione, ci sarà una differenza, no? Datemeli a me quella differenza di 500.000 euro all'anno netti da un sito a un altro, siamo veramente in difficoltà. Su questo sito Capology, che è anche tutto da verificare, abbiamo per ordine, loro fanno anche il settimanale, fanno il netto, fanno il lordo, potete vederlo al lordo senza problemi. Quello che però è la situazione un po' stramba, a parte la clausola rescissoria di Osi che sappiamo a 130, poi si deve capire se ci sono delle opzioni diverse a seconda delle squadre, portano una clausola rescissoria di Zelinski di 100 milioni su cui io non sapevo niente, onestamente non ero al corrente e non credo che sia in atto, o comunque non sposta niente perché siamo a scadenza. E possiamo andare a vedere i giocatori a scadenza, e qua troviamo anche un'altra cosa particolare. Se andiamo a vedere i giocatori in scadenza nel 2024, cioè alla fine di quest'anno, vediamo e scopriamo Piotr Zelinski, e lo sappiamo, Dendoncker giustamente perché è un prestito che poi si deve risolvere e poi ci può essere il diritto di riscatto, quindi a fine la firma è il gennaio 26, ma a fine giugno torna e poi il Napoli deve decidere. Su Demme lo sappiamo, su Meret lo sappiamo, su Traoré stessa situazione di Dendoncker. Qua io poi vedo Ostigard al 2024 e dico allora per questo lo volevate inserire in una situazione di scambio, ti prendi il nuovo così non perdi poi Ostigard a zero. Anche questa cosa è una fake, perché poi se andiamo a vedere su altri siti non ci risulta. Gollini 2024 è un'altra cosa che va studiata, perché non sappiamo che fine fa Meret e non sappiamo quale decisione ha preso il Napoli per i portieri. Potrebbe semplicemente ritornare Caprile e decidere che Caprile è il tuo portiere principale e poi decidere i secondi, e Idasiak. Quindi anche qui grandissimi dubbi più che certezze. E quindi quello che è certo, confrontando tutti i siti che parlano di queste cose, è che il più pagato è Osimhen, e lo era anche prima dell'aumento a 10 milioni. Successivamente c'è Zielinski, visto che abbiamo tolto da mezzo Lozano che era un altro che prendeva di più. Politano è in questo momento il giocatore più pagato della società sportiva Calcio Napoli, cioè lo sarà a fine anno. Prende anche di più del capitano Di Lorenzo. Poi c'è un bello stipendio sia lordo che netto per Dendoncker, che poi ti dura questi mesi, ma insomma se poi decidi di prenderlo lo devi riaggiornare questo numero, perché Dendoncker che prende i soldi che prende Di Lorenzo, e insomma. Poi c'è Raspadori, poi c'è Lobotka, a seguire Anghissà, Mario Rui, Simeone, eccetera eccetera. Per trovare Kvara, vedete qua si parte da Osimhen, dobbiamo scendere parecchio e andiamo oltre Ostigard, oltre Ngonge e troviamo Kvara. Qua lo troviamo a 1,2. Ripeto, non possiamo esserne sicuri finché non parliamo col procuratore, con l'agente, col commercialista di Kvara e Chiavelli, perché sono gli unici che hanno i numeri effettivi. Quindi fake news da una parte, fake news dall'altra. Cerco nello specifico il contratto, la scadenza di contratto di Ostigard e non lo trovo su Transfermarkt. Poi trovo le scadenze di contratto sempre su DAZN e Ostigard lo porta al 2026, ma sempre DAZN porta Lobotka 2027, quindi non è in scadenza come lo stesso DAZN stava dicendo. Ho fatto una ricerca approfondita per capire alcune cose, insomma Ostigard sarebbe una novità assoluta, non dovrebbe essere in scadenza. Quello che sappiamo è che neanche Politano era in scadenza adesso, ma il Napoli ha ritenuto
aumentargli lo stipendio. Nel momento in cui tu hai preso un Gonch che lì deve andare a giocare, è una scelta un po' strana. Nel momento in cui lì hai preso Lindstrom, che però vi siete probabilmente resi conto che non può fare l'ala destra, è una scelta un po' strana. Ed è una scelta un po' strana tutte queste coppie di giocatori che si stanno sviluppando. Gonch Politano sulla destra, poi puoi pensare a un Raspadori o un Traoré sotto punta, ci puoi mettere Lindstrom Kvara a destra, Traoré può andare al posto di Lindstrom al posto di Raspadori. Tutto porterebbe a un 4-2-3-1, che è l'unica cosa che il Napoli effettivamente non sta facendo quest'anno con Mazzarri in questo periodo, perché siamo o alla difesa a 3 o al ritorno di cui Mazzarri ci parla del 4-3-3, perché lui dice quando poi mi tornano i giocatori, e piano piano alla spicciolata stanno tornando, perché è tornato Anguissa. Ecco, vedete Dendoncker col pantaloncino numero 2, proiettato già a fare il difensore praticamente, e rivediamo Anguissa allenarsi, vediamo i saltini con Gonch, e qua la faccia di Dendoncker è proprio la faccia di quello che è entusiasta veramente di stare a Castelvolturno, di stare a Napoli, c'ha proprio quella sprizza felicità veramente da tutti i pori. Guardatelo come sta pronto e sta come un pazzo. Rivediamo Nathan, rivediamo Olivera, e quindi ci fanno sapere che Olivera e Meret hanno svolto personalizzato in campo, quindi si avvicina il loro recupero. Nathan parzialmente in gruppo e poi personalizzato in campo, quindi il primo che dovrebbe recuperare è Nathan. Anguissa è rientrato dagli impegni, ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato, e io dico che un Anguissa, se adesso abbiamo ancora un po' di giorni per allenarci, potrebbe essere considerato titolare. Ecco perché secondo me Dendoncker sta tutto triste, ma avete pigliato, ma mo torna Anguissa e mo già fa un difensore e lo devo fare a 3, oppure mi mettete probabilmente anche lui non sa che fine farà. Di conseguenza la mia domanda per voi per finire è questa: se tu dai 3 milioni e 2 a Politano facendolo diventare il massimo, il giocatore tuo di punta, no? Il top pagato del Napoli, a Kvara, no? Quanto dovresti dare? Per una questione non solo di quello che ti dà in campo, ma di prospettiva, di potenzialità, perché tu devi pagare anche la potenzialità del giocatore, e quello che paghi è anche quello che puoi chiedere in sede di calciomercato, perché devi corrispondere uno stipendio di 10 milioni ad Osimhen se lo vuoi far pagare almeno 100. È una regola non scritta del calcio che funziona sempre così, quindi non puoi poi dopo un domani chiedere tantissimi soldi se a Kvara gli dai pochissimo, e non puoi nemmeno chiedergli di tenere in piedi la squadra da solo, perché stanno uscendo finalmente un po' di dati, un po' di numeri su Kvara, che comunque sta aumentando le percentuali personali di dribbling, magari non di gol, ma arriva al tiro, comunque ci prova. Quindi dobbiamo veramente sederci a tavolino e decidere quello che è il valore di questa squadra, dare ai giocatori chiave l'importanza che hanno e capire l'anno proprio, che io già sono proiettato all'anno prossimo e non posso fare a meno di esserlo. Non possiamo, quest'anno, io quando mi dicono che il campionato è ancora lungo, io sono terrorizzato. Il campionato deve finire al più presto, dove arriviamo, e ripartire con un'idea, però un'idea precisa, con un allenatore moderno, con un direttore sportivo che possa fare il suo lavoro senza interferenze e sappia fare anche da tramite, perché se i giocatori poi li abbandoni a loro stessi non rendono quanto potrebbero. Questo è quello, vedi, Spalletti li ha fatti overperformare. Questo significa anche questo: avere la capacità di capire quando cazziarli, quando esaltarli, quando togliergli pressione, quando stimolarli. Ci vuole, là devi essere un fuoriclasse anche psicologicamente. Insomma, forza Giuffrida sempre, perché questa è la squadra, ormai è quella, siamo alle solite, e non c'è bisogno di ricordare che siete lì pure a Gaetano. Ecco perché poi devono tornare Zerbini, deve tornare Zanoli, Gaetano deve rimanere, perché sennò le liste le facciamo con il cacchio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo like finali. Di solito ve li chiedo se vi ho risolto dei dubbi, forse vi ho messo più dubbi che di quanti ve ne ho risolti, però io faccio il possibile, almeno per farvi vedere tutti i puntini, poi chi li vuole unire li unisca.